Torres Arezzo, la terza giornata del campionato di Serie C di calcio femminile, girone C. Tanto sembra essere finalmente tutto pronto per il primo fischio di puntare, fare il cross in mezzo, proprio di testa di Congia. È fortunata nel rimpallo la formazione aretina che va in vantaggio con Lucrezia Mencucci al quinto minuto. Ha sbloccata l'Arezzo, ha segnato il numero 2 Lucrezia Mencucci. Torres 0. Arezzo 1 al quinto minuto. Occhiata al piazzamento delle compagne, prova a fare tutto da solo, calcia col sinistro, la visione è troppo stretta. La battuta di Lombardo nei pressi del dischetto dell'area di rigore, il colpo di testa di Farris in qualche maniera. Poi Borg di testa, termina per Baracchi, non c'è fallo, Marinic da Zara, tirarono sull'affetto, Marinic nel rigore, Marinic! Il pareggio della Torres, 29 minuti sul cronometro del primo tempo, il gol di Elena Marinic a rimettere in equilibrio la partita. Poi Paganini al limite dell'area, sombrero su Tola, gran giocata di Paganini, che gol di Carolina Paganini, torna in vantaggio l'Arezzo, grandissimo gol del numero 9. Che si libera con il sombrero di Tola e poi trova una traiettoria imparabile per Savitskite, gran gol. Punta la salta, anche Carleschi prova a far girare il destro a centimetri dal pari. Butta dentro Borg, c'è il taglio di Dasara, Dasara col pallonetto al lato. 11 della Torres, arriva a rimorchio Campesi, il pallone per il terzino sinistro, il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Ladu, la parata di Ruotolo, gli applausi. Dialoga stretto con Marinic, l'apertura per Dasara, area di rigore, Dasara prova con la punta. La scucchiaiata per Borgia, un po' di spazio per fintare il traversone, prendere la linea di fondo, effettuarlo sul primo palo, buca l'uscita a Ruotolo, poi Lombardo! Sempre Flavia Lombardo, e sono 5 in campionato. Torres 2. Arezzo 2, ancora Flavia Lombardo che non entra nella di rigore, scarica per Ladu che calcia sul Ruotolo. Poi Soggio la farà le spalle alla porta, perdere palla sull'attacco di Baracchi, interno contro il Pontedera. La puntata di Congia in avanti, cercare una tra Marinic e Dasara. Poi Ladu prova il pallone in profondità per Marinic che vince il rimpallo, Marinic nel rigore, col pallonetto! Torres di nuovo in vantaggio, anzi Torres in vantaggio con il gol di Elena Marinic al 69esimo minuto. Torres 3, Arezzo 2. Ripartire l'Arezzo, uscita puntuale di Tola, grande giocata di Tola. Subisce il fallo di Baracchi, secondo cartellino giallo per il capitano dell'Arezzo che chiude in 10, grande giocata di Tola che frutta la superiorità numerica al 30. Da Marinic sulla linea del fallo laterale c'è Lombardo, Marinic la osserva, la ignora, gira l'avversario, mette palla sul secondo palo, Dasara sbaglia il controllo. Altra grande giocata di Elena Marinic che sta dominando la partita. Partita sontuosa di Elena Marinic. Garcia recupera palla altissima la Torres con Borgia, ancora Ferrer Garcia, profondo per Marinic che incrocia a destro, respinge il Ruotolo, arriva Fancello, anticipata Marinic, arriva anche il taglio di Fancello, Campesi pesca Ferrer Garcia col destro, la chiusa la Torres, la chiude Silvia Ferrer Garcia, 93esimo minuto, Torres 4, Arezzo 2, il gol, il primo in rosso-blu di Silvia Ferrer Garcia a mettere tra le braccia di Ruotolo, fischia ora 3 volte Gerardo Simone Caruso di Viterbo. La Torres batte l'Arezzo con il punteggio di 4-2.